Nella mattinata di oggi a Palazzo Grimani a Venezia è stato sottoscritto un memorandum operativo con cui la Procura Generale della Repubblica e la Guardia di Finanza del Veneto si prestano a reciproca collaborazione ai fini di garantire la completa esecuzione dei provvedimenti di confisca nell'interesse dello stesso Stato. La Guardia di Finanza effettuerà analisi e approfondimenti finalizzati ad accertare sotto il profilo economico-finanziario la situazione patrimoniale del condannato e ad individuare le modalità per poter eseguire i provvedimenti di confisca, un importante tassello per rafforzare l'efficacia delle sanzioni, essendo l'ultimo passaggio processuale per aggredire i patrimoni illecitamente acquisiti e così garantirli all'erario, restituendoli alla collettività.